quando vi chiamerà ci sarebbe bisogno di un camera solo da fare così, da inquadrare. Possiamo fare Sì, a fare il cameraman. Sì, sì. Mondiale. Tanto quello sta fermo, guardiamo. Questo sta fermo. Tanto casomai ci sediamo qua. Sì che possiamo. Va bene, sì, io vado via prima. Comunque cerchiamo che ce la troviamo via Sono interessante. No, quelle lì no, cioè sono dei filmati miei, ma non c'è un po' di confusione qua, vediamo. Mi piace lei così saggia, magari Volete che ve la metta qua questa? sì, perfetto. Questo deve stare collegato. No, c'è un po' di batteria se dovesse, ma abbiamo il 79%, anche se non facciamo. Allora resiste. E dopo basta dare ah no, è già cominciato. Forse, scusi, forse è un po' storto. Perfetto, adesso a fuoco, fantastico. Noi dobbiamo stopparlo anche sul Io direi di termine. stopparlo adesso, però ho paura che si fermi. Vuoi interrompere, dopo metti a nulla e allora lo fai. No, forse se voglio interrompere è ok, mi sa. Ma non Siete riusciti Ah, a ok, trovare quindi adesso questa lista? facciamo. Ho bisogno della lista dei presenti perché se no vado a... se no non so cosa dire. Ah, si mette proprio da solo. Forse tu sei bravo. Non mi devi dire. Io non ho neanche gli occhiali. Ah, è giusto, quindi mi sa che la responsabilità è tutta sulle mie mani. Come funziona? Allora, lui mi ha detto che adesso è online, ci stanno seguendo. Sì, credo di sì, quando fanno le live. Sì, esatto. Quando finiremo, metterò termine e farò ok. Ok. Le nostre cucciere stanno molto Niente, bene, vuoi mettere il piano qui? Io ho portato anche Book, però non so se lasciarlo lì in entrata. rispettimi il tuo nome, guarda, perché qui non si trova neanche. Il tuo nome è? Tu sei il fumettista. Non è il nome di battesimo, è il nome con cui sono state scritte E il tuo? Io mi chiamo Carolina, in realtà il mio nome di battesimo completo è Anna Carolina Sorgani. bisogna cominciare a stare entro i tempi. Sì, Non ho visto entrare la foto. diciamo che sì, sono fumettista, ma adesso mi sto dedicando alle tue illustrazioni. 6 minuti per Però va bene, dai. tu hai tutto, non voglio Non portare via riuscirò tempo. neanche. È il computer che non marcia però. C'era Prego. A lei.
in modo che si capi che il è fatto da Allora Renato De Paoli, anche se te lo svogliono, non so se lei ha lasciato qualche roba, ma poi sono tutti Non so, io ho sempre paura che mi rubino le cose, cioè. beh, se non devono rubare i quadri, Esatto. voglio vedere i miei figli cominciano a urlare, se le porto in Faccio vedere l'altro che sto facendo, se ti fa piacere. È che ancora è in fase di... Aspetta, sì, allora fotogramma. Questa non l'ho fatta. No, ho portato una foto prima che stavo camminando. Geniale. Ecco qua, allora questa è la Trinità. Allora questo l'hai visto, questo è l'altro. Però lo sto ancora sistemando, lo vorrei rendere un po' più realistico. Un Ma è pelo. bellissimo. Un po' più realistico, per far sì che sembri almeno un po' un lago vero. Adesso Cioè, sempre nasce, però. Anche perché poi conta che l'attenzione a volte. E cosa tipo ti sembra? Cioè, che cos'è? Sembra una ragazza, una ninfa che vede che fa un lato in testa, ti sta facendo un rosso. Bene, allora sì. È proprio questa. Io adesso vedo se ho delle foto del... Guarda questa maglietta che ho trovato in centro a Bari, che è presa da Ralph Spacca Internet, c'è la scena delle principesse. Bellissimo. C'è dentro che spacca La scarpetta alla punta. Esatto, infatti break glass slipper e c'è scritto in case of emergency e c'è là tipo la fitta bandina che fa. scusami Paolo. Trovate in centro. Ecco, questa è l'altra foto che ho fatto, però non c'era ancora il fiore. Vedi che era più verde, però ho deciso di farlo un po' più marroncino. Allora per Sì, perché favore sennò non si prendete riesce a posto vedere. anche Sul dietro. Cioè non c'era contrasto. Che se guardi tipo qua, vedi che è come se non c'è. Sì, questo, vero? Invece sto facendo questo. Korean guys, tu sei ancora chi para? Pregiudizi che pari. Si chiamano Blackpink, sono ragazze però. Le persone mettono Ah, Allora, buon pomeriggio a tutti, partiamo per rimanere nei tempi stabiliti. Puoi anche manovrare un po'. Allora, do qualche informazione importante. Il prossimo incontro del Cenacolo è previsto per lunedì 11 febbraio, conferenza del professor Gianni Giolo, l'attualità del pensiero di Seneca. Poi sono ancora presenti alcuni fogli del programma della Dante Alighieri. Chi vuole sono qui a disposizione. Allora, vi comunichiamo che con il Consiglio del Direttivo siamo riusciti ad attuare un servizio per alcune persone che hanno qualche problema a muoversi da casa. Questa volta è venuta la Croce Rossa, che abbiamo tanto ringraziato, ma ringraziamo anche i cenacolini che sono qui presenti, che a loro volta fanno volontariato e quindi è una bella catena, un aiuto che si dà agli altri e cioè, confermo che è vero che chi dà riceve molto di più. Ecco, l'abbiamo visto anche nei volti dei nostri cenacolini che in qualche modo aiutano chi ha bisogno. Buongiorno, intanto io sono molto felice di vedere i cenacolini numerosi e anche ospiti per questa conferenza, questo incontro. Io non voglio portare via tempo ai nostri artisti, vi presento Renato De Paoli, il quale non è soltanto poeta ma è anche scrittore e anche artista e molto prolifico, tanto è vero che le sue mostre sono abbastanza numerose, ne ricevo spesso l'invito
li seguo attraverso la stampa, i media, e vedo che hanno un buon successo sia di pubblico che di critica. Allora, quest'oggi nel presentarvi le vie d'acqua di Vicenza, che sono qualcosa di veramente fondamentale per la vita della città, tanto è vero che la città nella sua stessa struttura segue i corsi d'acqua del Batiglione e del Retrone, e anche quello della Cerviola, che viene da detta Cerviola, che oggi non c'è più, è interrata, ha un percorso ancora rispettato tra i condomini e i palazzi del centro, perlomeno. E Renato De Paoli oggi è coadiuvato, ed è una grande fortuna, anche dal nostro artista Scottolati, il quale è personalissimo e molto sensibile nella sua interpretazione di quelli che sono i sentimenti e la realtà. Quindi a loro la parola. Il giornalista Scandale introdurrà prima questo incontro. Grazie Medea, grazie. Io ringrazio non soltanto la Presidente, ma un particolare ringraziamento anche alla Biblioteca Lavinia che ci ospita in questo prestigioso palazzo, in questa sede storica che ha visto tantissimi incontri culturali. Un saluto speciale all'ex Presidente e amico Professor Bagnara, che ha lasciato da poco la carica, lasciandolo appunto ad un altro nuovo Presidente che oggi si è scusato, non poteva essere qui, ma lo ringraziamo dell'ospitalità e lo salutiamo sperando di averlo in un'altra occasione. Ecco, come ha già introdotto giustamente la Presidente, il tema dell'acqua è quello dominante e poi capiremo anche il motivo. Qui assieme a mia sinistra Gabriele Scottolati e in fondo là un po' di costo Renato De Paoli, che forse sarebbe meglio Renato se venissi qui perché puoi maneggiare il computer, ma comunque vedi tu. Abbiamo anche altri esponenti della cultura e dell'arte questa sera con noi, in particolare abbiamo una scrittrice che è Paola Martello, qui presente in prima fila, due giovanissime illustratrici fumettiste che sono Arcturus e Carolina Sorgato, e un po' defilata in fondo, ma poi la sentiremo sicuramente, Anna Diana Valienti, altro nome storico della fotografia in città, che è presente anche lei con un'opera che potrete poi consultare e vedere nella sala in fondo. Bene, la parola va ai due protagonisti del pomeriggio culturale, Renato De Paoli, che è stato il fautore di questo incontro, il promotore. Oggi anche il giornale di Vicenza, lo ringraziamo, ci ha dato un bello spazio nella pagina di cultura. L'acqua è, Renato, uno dei temi a te molto cari, e non soltanto la tua opera, diciamo, di artista, ma anche come tuo interesse culturale personale, perché tu nei confronti dell'acqua l'anno scorso, se non sbaglio, hai presentato un progetto in comune che riguardava i pontili per farne un uso civico, sociale, culturale, e un'idea che potrebbe magari andare in porto in futuro. Ti lascio la parola. Grazie Alessandro, grazie a tutti voi, grazie ai ospiti straordinari di stasera. Ringrazio il Senato, il Presidente, tutti quanti, perché sennò se faccio il nome di scittismo più avanti abbiamo il tempo contingentato. Dovremo lasciare la sala più tardi alle 17:15, 17:20. Allora, il movente della mia poetica, che si svolge sia nella poesia, sono due raccolte di mie poesie, Poesis 99, pubblicata appunto nel 99, e le 7 Ave Marie, che sono i 7 mari, muove proprio dalla mia infanzia, dove vivevo, dove un ambiente era, come si dice, pieno d'acqua, pesci, barche e tradizioni di ogni tipo, mentre a distanza di 50 anni ormai questo ambiente non c'è più, e allora, mentre nel 99 mi chiedevo cos'è che mi manca, e ho fatto quella raccolta di poesie, di componimenti senza sapere cos'è che mancava, poi nel 2007 ho pubblicato quest'altra che
narra appunto la mancanza del bosco, del grande bosco veneto, dell'acqua veneta, delle isole venete. Io sono lo scopritore delle isole, vengo da paesi che hanno tutti questo toponimo, cioè la Scala, Nicolella, Isolizza, Isolana e chi più ne ha più ne metta, e poi sono venuto a Vicenza in cerca di fortuna e oggi è una bella giornata di fortuna perché con bravi amici controllati e bravo personale nel centro forte, ma conosco qua tanti di voi e sono felice di vedervi tutti qua. Nella mia ricerca poi volevo capire cosa diceva Dante nel 20° canto dell'Inferno, perché sapevo dalle mie scienze scolastiche che parlava di viaggi alla Brescia, Verona, Mantova, eccetera. Ho detto, qua devo cercare di capire cosa fa. Ci ho messo 20 anni affinché ho detto, adesso lo traduco in lingua madre perché così riesco a capire cosa dire, perché devo scrivere in tosco, non in italiano, non si capisce niente. Poi spiegato come ti insegna a scuola, mi perdoni un professore qua, uno crede che la Divina Commedia parla solo della Divina, invece parla precisamente della di qua. E allora mi sono divertito a tradurre non solo il 20° canto, ma poi sono avanti, perché nel 20° canto appunto lui narra, e l'ho messo in una tavola anche illustrata, che poi è finita su un calendario, e l'ho intitolata Dante poeta veneto, perché lui era stato andare via da Firenze, era un bandito e ha trovato ospitalità qui da noi. E è qua che ha pubblicato la Divina Commedia, è qua che l'ha scritta e l'ha dedicata, no un verso, un canto, ha dedicato tutto il Paradiso a Can Grande come opera degna, la più degna che potevo dedicarti, dice, perché erano amici, siamo nel 1300, anzi tra qualche anno, nel 2021 ricorre il 700° della morte, quindi allertiamoci perché dovremmo celebrarlo e ci sono anche tanti bei soldini che lo Stato mette a disposizione, se capirne qualcuno, c'è questo 700° da celebrare. E Dante, che era una figura scolastica così lontana, così noiosa, così pedante e pedestre, è diventato invece il mio maestro, la mia guida insieme con Virgilio, con tutti i grandi. E ad ogni lettura e ad ogni traduzione una scoperta meravigliosa. Oggi sono riuscito anche a registrare su YouTube, cioè da YouTube, questi filmati qua, se volete ve li vedete a casa tranquillamente, che sono tutti su YouTube. Basta andare a Renato De Paoli, Divina Commedia, in lingua veneta, ne escono 10, io ho tradotto una ventina di canti. Poi mi sono stufato che il pubblico non è accorso a frotte a sentire la mia poetica, allora sarà più avanti. Poi oggi abbiamo riunito una cosa importante, i due ossimori della poetica vicentina, De Paoli, che non è astemio, perché parla la lingua veneta volentierissimo, anzi che sei volentieri che quella italiana, oltre che scrivere e tradurre, e invece il maestro Sotolati, mio amico, ma nemico perché lui parla l'italiano, lo aborrisce il veneto e lo vedi. Allora non abbiamo il piacere di Alessandro che tenterà di mediare. Io dovrei così. Sì, ma sicuramente guarda, hai fatto bene Renato a introdurre così l'artista Sotolati, cioè non ha bisogno di nessuna presentazione perché tutti lo conoscono. Però voglio solo ricordare che da poco hai pubblicato insieme o meglio hai illustrato insieme allo scrittore Giuseppe Pulin questo bel libro che si chiama La città della rinascita, che racconta la Vicenza degli anni 50. Però quello che voglio chiederti è, visto che lui parlava di acqua, come ti poni tu nella tua opera nei confronti dell'acqua? Intanto come mi pongo nei confronti di De Paoli? Come ti poni anche nei confronti di De Paoli? Spero bene, perché Ultimamente fra me, adesso è la prima volta che lo dico a lui e a voi, io fra me lo chiamo il blablaista,
parla molto con colui, mettiamo me o qualcun altro che magari non ce la fa a parlare così tanto, può finire che non parla. Oppure ecco, i blablaisti, insomma, perché c'è una certa maggioranza di blablaisti, parola d'altronde non vocabolarizzata ancora, detto i blablaisti dovrebbero capire quando parlano che bisogna adottare delle misure, insomma, no? Delle misure le misure sono che, insomma, non c'è che ci debbano essere forzatamente i blablaisti depositari di verità, presunte verità, e i silenti, diciamo, oppure sento dire fuori le pause in forma sonora. Quello che state vedendo è un omaggio a Scotolati fatto da me, c'è su YouTube. Quando ho conquistato la Corea. Quindi il problema di sempre, perché sempre il problema, uno magari se lo porta già avanti dalla nascita, uno dice ma tu non parli, e no, perché non parli? Perché c'è un blablabla davanti a me, sempre questo è il problema, il blablabla può essere il professore, può essere quello che vogliamo, ovvero colui che pretende di dire la verità, diciamo. Ma non abbiamo verità. Tutta questa presunzione. Non è il tuo caso. Ti dirò di più, se me lo permetti, in un minuto, proprio un minuto, verso che ci tieni, volevo leggere le parole molto belle che scrive su di te il critico e psicanalista vicentino Cesare Pansini, in quale scrive: De Paoli è un personaggio bizzarro, capelli scomposti, ma con l'occhio sereno, dipinge su basi molto povere, cartoni da imballaggio, retro di cartelloni pubblicitari, carte casuali nobilitate ad arte. Questo suo uso sembra in pratica significare l'effimero riciclato, lo scartato ripreso, il vecchio altolocato ma transeunte, stimato poco ma con crepiti di creatività. Sembra dirci, De Paoli, che le nostre basi sono effimere, trascurate, di non molto conto. Mi sembra che tratteggi ancora la nostra società del narcisismo, in cui non ci si incontra, ovvero si incontra solo se stessi, specchiandosi principalmente nei propri selfies ad autoimmagini, cioè autocelebrazione e delusione. L'altro, che dopo diventa ogni diverso, è ignorato se non disprezzato. È il paradosso della società globale in cui di fatto si incrocia il mondo in immagini, ma si perde o si dimentica quello personale e profondo. Ecco, tu ti riconosci queste parole. Ma c'è qualche passaggio i critici li accetto tutti, possono scrivere qualsiasi cosa e io dopo anche la pubblico. C'è un luogo comune che è quello che io raccolgo i cartoni riciclati, poveri, non avevo niente perché quei cartoni che io raccolgo costano, i galleristi che mi sponsorizzano, costano da 100-200 euro ogni pannello che io raccolgo gratuitamente in corso Palladio, visto che lo buttano via, e poi io li utilizzo, li dipingo e celebro continuamente il verso dell'acqua. Ecco, questo è un aspetto che mi interessa sempre, è un leitmotiv che mi conduce da sempre. Allora ho avuto un periodo, e anzi lo voglio rinovellare, è quello di dipingere pesci. I pesci sono nell'acqua, l'acqua era anche qua a Vicenza per me non è terraferma, è terraferma, è un'isola anche Vicenza, per me ho trovato tutte le mie conferme non di milioni di anni fa, ma insomma sto facendo tanti bei rilievi altimetrici per capire che dove c'erano le prime forme che conosciamo grazie alle laminette emotive trovate alla Standa, adesso la Benetton, e quello è il punto più alto della città. E poi torno a questo santuario dove venivano fatte delle protezioni. Scusa caro Renato, quando tu ritieni, possiamo passare la parola a Scotolati? C'è qualcosa che lo vuoi... No,
Ma sì, assolutamente. Sono i due personaggi principali, quindi che parlino liberamente tra di loro. Scusa, è molto interessante quello che Beh, non è, mi fanno un Esatto. cenno, non ho Nessun capito. problema, nessun problema. Forse c'è una... Io veramente avevo fatto una domanda alla quale non avevo ancora risposto. Il mio rapporto con le acque, io sono salvato dalle acque 2 volte. 2 volte stavo per annegare, quindi ancora adesso diffido, per fortuna c'è chi mi ha salvato. E, quindi diffido delle acque come delle pulci, per esempio, ecco, come di certi animaletti, insomma. Tuttavia, siccome nel corso della mia esperienza, quella manuale, le ho trattate le acque, le ho trattate perché in questa città che insomma è più di palazzi che di acque, metterei da parte i palazzi e salverei in effetti anch'io acque e archi. E in effetti, mia cara, un'immagine che ho disegnato ancora nel 1984, ed è questa qui. Mia cara, come dire, anche per il titolo, perché il titolo l'ho conservato, Vicenzacquea, pontificata scorrente. Vicenzacquea pontificata scorrente, perché qui abbiamo una sequela di ponti inframmezzati alla città. E non sono mica tutti, perché alla fine, andando a contarli, ne avremo anche una ventina, non ci stavano. Ma qui ho messo ponti attuali e ponti di un tempo, perché il ponte è pur vero con la sua forma, come dire, mi consente di svagarmi e di vagare con il serio di più, quindi per me è suggestivo ponti acqua. Poi sull'acqua, d'accordo, avrò i miei problemi di sfidenza, ma insomma, se non ci fossero i ponti ci sarebbero le acque viceversa, quindi meglio così. Renato, stavi concludendo il tuo discorso? Ha perso il filo. Allora, mi ha colpito, Renato, se sei d'accordo, perché mi hai ricordato appena adesso, per chiamare un ospite che prima non ho citato, me ne scuso, Chiara Di Natale, che ci leggerà una poesia dedicata proprio al tema dell'acqua. Siccome siamo nel cenacolo dei poeti, direi che non c'è nessuna migliore occasione di questa, quindi la attendiamo. Mi scuso per il preavviso breve, ma eccoci qua. Grazie. Credo ci sia anche il microfono stesso portatile. Tranquilla, nessun problema. Acqua, tornatorabile sulla riva, in silenziose trasparenze e schiumose carezze. Ti dissipavi nella sabbia, scivolando nei suoi 1000 inghiottitori. Non riuscivano a plasmarti le mie mani, né nella tua turbolenta inquietudine a placarti. Nell'afferrarti, fredda, mi sfuggivi tra le dita. Fu allora che gettai sassi e nei tuoi grandi cerchi mi persi a pensare. Vidi mari, fiumi, navi, battaglie e crociere, uomini esanime e strani pesci di plastica insieme a galleggiare, e poi rossi coralli, urlanti conchiglie, timide e ninfee. Così, quieta o impetuosa, nel tuo specchio mi accorsi di essere nata, morta e risorta, senza mai poterti mutare. Intervento poetico. Volevo riprendere un attimo una tua considerazione di prima. Hai detto che consideri
Vicenza città d'acqua e hai parlato di isola. Non a caso la zona che noi oggi conosciamo come Piazza Matteotti, il Museo Civico, Teatro Olimpico, una volta era effettivamente un'isola. Certo che sì, tant'è che nelle mie ricerche, come tutti voi sapete, lo sapete anche voi, basta rinfrescarci un po' la memoria, c'è un quartiere che si chiama Barche, un giorno ho chiesto dove sono le barche, quelle lì barche in vita, no? Ma le barche dove sono? Le barche non c'erano più, perché ogni stagione il fiume viene allontanato dalla gente, l'acqua si abbassa, gli argini si alzano, il cemento da tutte le parti, tant'è che io dovevo varare un pontile, dovevo varare in un posto nascosto dove ci sono solo persone marginali là, e allora sono riuscito a trovare un posto dove poter scendere. Ma ad ogni stagione c'era una scalinata alle barche che scendeva giù fino all'acqua, io l'ho anche dipinta, ci ho messo un pescatore, una barca nella mia fantasia, adesso non c'è più, c'è una spacciamata, una ringhiera e non si può più avvicinarsi all'acqua. Poi c'è un altro quartiere che si chiama Bucci, non so quello sia nel Bucci, secondo me erano delle barche venete che salivano, c'era un porto, c'era il porto Santa Caterina giù in fondo, insomma tutta la città fino alla caduta della Serenissima del 1796 era una città che muoveva le sue merci e i suoi commerci attraverso l'acqua in gran parte. Poi c'è stata la civiltà dell'automobile e quindi adesso siamo smentegati che era l'acqua e che sull'acqua marciavano centinaia di prodotti quotidianamente che arrivavano da qua alla Venezia, da Venezia a qua, a Padova e compagnia bella. C'erano varie strade anche perché la guerra dell'acqua con i padovani, i vicentini se la ricordano ancora, è stata nel 1100 circa e se ne sono date di santa ragione, tant'è che hanno deviato l'acqua che scendeva giù del Bacchiglione verso Padova, l'hanno deviata sotto facendo quello che attualmente viene chiamato Bisaccio, hanno condotto l'acqua lì per loro i padovani si litigavano volentieri i padovani, tant'è che i vicentini chiamarono i veronesi Gran Grande in quell'occasione e gliene diedero 4 ai padovani e quindi poi i vicentini felici della vittoria fatta dai veronesi vicentini sui padovani eressero la chiesa di Santa Maria in Foro dei Servi che ho avuto l'onore e il piacere di restaurare nel 1990 e quindi anche lì tutto un concatenarsi di puzzle che prima, come dicevo, nel 99 non riuscivo a capire cosa era il mio rogo dentro, non il rogo dentro, poi ho capito che mancandoci tutte queste cose che erano di vita quotidiana, la Buteletto era andavo a pescare, aveva la barca lì, la barca era andata a tutto, adesso nel raggio di 360 gradi sono tornato a vedere il paese nativo, una distesa infinita di campi arati senza alberi, non più trovai posti che mi servivano da bambino per giocare, per essere felice. E allora adesso tornavo in poesia, in pittura e in architettura. Sottolatto invece volevo chiedere anche un'altra cosa. Questa affermazione che ha fatto adesso Renato De Paoli di Vicenza città d'acqua non potrebbe essere in un certo senso anche una piccola provocazione culturale, nel senso che noi conosciamo decine di storici, di ricercatori, di libri importanti che hanno sempre definito Vicenza città di palazzi, città di importanti monumenti, la Basilica, Teatro Olimpico, ma Vicenza è anche una città d'acqua con 2 fiumi, con tutte queste dettagli che c'è. Ecco, volevo sapere il tuo punto di vista di artista, diciamo di creativo, se secondo te è anche un po' sarebbe da rivedere un po' questa definizione di Vicenza come città di puntini puntini. Sì, ma che dire,
c'è quella cultura ufficiale che ci punta sempre sul monumento palazzo, però possiamo divagare e dire sì, è anche una città d'acqua. Acque e ponti e portici, eccetera, insomma, dovrebbero essere dei beni un po' più da scoprire, magari su cui si è scritto poco. In forma di disegno io ho fatto questo po' di cose sull'acqua, ma ultimamente, al di là del libro, è pur vero che ho voluto dedicare a Pigafetta l'acquifero in cui ricorre il 500° della partenza, un calendario, dove è vero, ad ogni illustrazione c'è acqua, non poteva non essere così. E io dico, ma sono così affezionato a Pigafetta, insomma, ecco, magari prima di Palladio sì, ma perché? Perché di Palladio se ne è parlato troppo, perché i libri di architettura non mi parleranno magari di Palladio. E allora troviamoci anche un altro, quindi io ho preferito cercare un po', parlo di questo calendario, chi per esempio sulla vicenda del Pigafetta ci ha, oltre che scritto, e qui c'è anche qualcuno che ci ha scritto per voi, chi ci ha disegnato, chi ci ha illustrato. Ho fatto una ricerca dagli anni 30 ai giorni nostri di illustratori, disegnatori, fumettisti che su giornali, riviste, fumetti hanno illustrato questa vicenda. Sappiate che Pigafetta alla fine è più conosciuto all'estero che non qui. Mi è stato detto di recente che anche a San Pietroburgo ci sono delle immagini che lo raffigurano. Io mi sono limitato alla ricerca fra italiani e francesi che lo hanno raffigurato. Per chi volesse, c'è anche ancora un francobollo in circolazione che si trova in contrabbaschiaria dal 86enne numismatico, e a Pigafetta avevo dedicato nel 92 questo poster, e una scoperta che ho fatto, compresa in questo calendario, è scoperta, perché tutti o quasi magari sapevano che all'interno del liceo Pigafetta c'è un busto che lo raffigura, come in Viale Roma c'è un monumento che lo raffigura, e due sono stati gli scultori coinvolti in queste opere. Uno, Giuseppe Zanetti, per quanto riguarda il monumento, e un nome che ho visto che nessuno ricorda, e sarebbe stato l'autore di questo busto, di nome Napoleone Guizzoni. Ora, voi non sapete quante opere sparse di Napoleone Guizzoni ci sono in città, ma così tante che io prevedo che fra non molto, quando il tempo sarà un po' più clemente, faremo un tour fra le opere di Giuseppe Zanetti e Napoleone Guizzoni, così daremo un po' di giustizia a coloro di cui anche in questo caso si sa poco o niente. Mi sembra molto interessante questa precisazione di Scopolati sul riscoprire anche questi importanti personaggi vicentini in passato, perché Vicenza non deve essere soltanto Palladio, non lo dico io, ma lo dicono molti altri prima di me, perché tutti sono d'accordo. Il fatto che nel 2008 con una grande mostra a Palazzo della Barbaranda Porto sia stato celebrato il 500° anniversario della nascita di Andrea Palladio, adesso nel 2019 si celebra un altro famoso 500° anniversario. Ecco, ritornando invece, ecco, questo invece è? Questo, se funziona il video con la voce, lo ascolterete, questo l'ho filmato, è il 21° canto in lingua veneta, tradotto con me, ma registrato 10 anni fa, 7 anni fa. Se non funziona lo faccio in playback, perché ce l'ho qua, quindi vedrete il Paolo di Figlio lì, quello vero qua. E non vedere più scorsolati, Vediamo se la tecnologia ci aiuta. Prima cantica, 21° canto, Dante Alighieri, Si sente? o Durante Alighieri, traduzione in
vegetariano. Cosita, de fonte in fonte, d'altro parlando, che la mia commedia cantar non puro, conveniva tenere il colmo quando resta per veda l'alta fessura delle male bocche e gli altri fianchi nudi, l'ho vista meravigliosa e scura. Acqua nell'artana dei veneziani, buio d'inverno la tenace fece, andar sui legni d'ori non sani che navigarono i porti. In che le condizioni? Ci fa su un legno nuovo e ci rimette la stoppa. Le coste a quel che piace di hai la fato. Ci remate da davanti e ci da vedreo. Altri faremi e altri faremenati. Ci pertò e arte al timone in cassa. Cosita no partoga, ma par divina arte. Volea lassù dove la tegola grossa che gissava la riva da ogni parte. Mi la vedea, ma non vedea Brento. Mai che voior levava e gonfiar tutta e fatta pressà finché mi Dante là dopo gli occhi fissi guardava e il capo barca mia dicendo guarda, guarda, e il matiralo in dove stava. Allora mi ne son girato come l'uomo che se mette a scappamento in voi. De vedere quel che è di scappare. Ma quella paura subito diventa ora forte che parveda non spetta il partire. E ho visto, vedevano anche un diavolo nero ora su per la riva venire. Ai quanti ermi, nell'aspetto fiero, ah quanti ermi, nel portamento fiero, e quanto mi parea che stesse facendo qualcosa che non era pronto da far, con le ali verte e sola e un piede zero, l'uomo a remo su, che era curvo e suto, carregava il palo con una barca da palo, un pescatore con tutte e due anche, e da lampa il piede mia al piede calafrusta. Della nostra barca ha detto, ma la barca! Ecco uno dei vecchi di Santa Zita, i bei boschi. Mettili sotto che mi vode oltre palanca e che l'isola che ne ben fornia ogni uomo del barattier ora che durti in coro. Del no, parischei se fa parte. Laddò e il punto per la scogliera dura ne s'ha rivolto e mai non le stacca ma stin libero con tanta pressia a seguitar puro quello sa più fa e è venuto sullo sconvolto ma i demoni che della barca aveva il querciolo sbraiato. Quando vi posto da guardare santo volto, qua se ora se no, che ci gira nel tercio, io fa il culo. Però, se pite voi delle nostre sgrafoni, non fare il furbo attorno all'arsenale. Dopo gli acciappà, con piacere 100 sgrafadori e gli ha detto, guardo, conviene che qua vale non si conta, sicché se te poi scondete sullo scafo in mezzo ai nostri. Se non fai così dai cauci dei sottoposti, dei ciapali, del butta drenzo in mezzo alla caldaia e la carne con un C perché non galleggia. Il buon maestro, perché non paura? Perché non sembra? Ci dite sì,
mi dice, dopo qua, dopo un schero, qualche lungo schero e lo caia, e fare nessuna offesa che mi sia fatta, non aver paura che mi do le robe che conta, perché un'altra volta ho fatto questo baratto. Dopo le passate là del ponte e ne corre Saracena, come le riva sulla riva sesta, come due di noi sulla riva sesta, con quel furore, con quella tempesta che ven fuori i cani addosso al tuo areto, che giorno dice subito domanda, in dove si ferma, di lui ora quei da sotto il ponte Gel. E si è rivolto contro tutti i sgrafadori, ma lui l'ha sbagliato. Nessuno di voi altri si è avviato. Prima dell'uccin vostro che capa, paga un passo avanti l'uno che di voi che ne ascolta, e dopo di rinunciare alle armi le meglio. Tutti a sbagliare. Va la venda, ma la tua! Nessuno s'ha mosso, e gli altri gli sta fermo. E lei ognuno dicendo, ci domando, a lei creditoti, ma la tua, venire qua a venderne, credo essere venuto, gli ha detto al mio maestro, sicuro usate tutti i vostri propositi senza voler di un fatto favorevole, lascia andare, che nel cielo ha voluto che vi farà vedere agli altri sta camminata e sconta dalle selve. Allora gli sta che l'orgoglio lo sta, che il sala sa cascare un cigno ai piedi e dice agli altri, giammai sia ferito, e il duca, nel capo barca, amico, e tu sta sentato tra i pali del ponte scritto, sicuramente ormai amico non sei arreso, perché lì ne sono mosso e da lui sono sbarcato. E i giovani veneziani ci ha fatto tutti avanti, sì che lì ho una paura che lui togliesse un passo. E tutta me sono visto la ciapata ai gendarmi, che veniva ora a spartir la caprona. Vedendo seduto tra i nemici così tanti, mi nessuno accostà con tutta la persona lungo il me barcaroi, e non girava gli occhi, e dall'occhio lo risultava buona. Lui sbattava i corponi e tutto che il ciappa, si dice l'un con l'altro, tutto che il ciappa è sul corpone. E lui risponde, sì, che glielo dico negli occhi. Ma se il demonio è veneziano che faceva la predica col barcarone mio sta rivolto tutto in Brescia e dice, metti giù, Carmignone paziente il vento, lo dice avanti, e se avanti da pasta riva non sepolti, si che andare morto, tutto tocchi al fondo del ponte, e se andrea avanti le piazze, andè su per la strada, sta rotta segreta, vi tingene un'altra riva che vi separa in faccia. Ieri, a 5 ore, che questa 8.200 con 66 anni conquiste quel C che la rotta l'ha esplorata. Di mando solà di questi dì, a riguardar se qualche fa il velatore. Dicono noi che non sarà colpevoli se le può. Tira avanti, Alchino e Calabrina, Cumizia, Lugo, Dio. E ti Cagnazzo, e Barbarissa che ha detto, e la Chiesina, Libicoco, Vinco
oltre Grignazzo, Ciriaco, Sanuo, Garatacan, Fanfaron, Briagon, Nato, senza che intorno i boiti paroni, questi assaldi fin quando negli altri schetti tutto intero va sola le tane. Qui maestro Coselo quel che mi vedo, uditomi, de senza scorta andemo danno altri soli, se dir par mi non me vendo, se ti te incontri come usa, non vedito che i lori di grina i denti e con le zeie ne minaccia de parte del male, e loro amici, non vuoi che te fai vera, lasci di grinar pure come i gai il suo cervello, che gli fa quello da parlori, vi vedo che sta male. Parla all'Arzaro sinistro, vola Trento, ma prima che aveva ognuno da star zitti, e con i denti verso il capo barca fa un gesto e lui li aveva tolti in giro. Volevo solo ricordare ancora che una delle nostre ospiti, giovani illustratrici, stasera ha dedicato proprio a Dante Alighieri alcune sue tavole che sono sul tavolo della stanza, diciamo, di là, e vi invito prima di andare via a vederle perché sono veramente molto belle. Sempre nella stanza di là ci sono anche le opere dell'altra illustratrice Che fanno un po' concorrenza al buon Scolati, ma ovviamente lui è si qui. chiama Alterus, che può stare in piedi, la ragazza vicentina. L'altro chiama Carolina, esatto. Scuola Comics. Di Padova, Sì. Scuola di fumetto, ma avete un bravo maestro anche se insulta ogni tanto. Lei è di origine brasiliana, con genitori brasiliani che mi hanno sempre. Io non sono vicentina, quindi chiedo, Esatto, prima parlavate della lotta, ho detto io sono di parte, che sono padovana, quindi... Esatto. E sempre di là c'è un'opera anche abbiamo detto prima, della signora Valienti, che vi invito a vedere. Se mi permettete volevo sentire soltanto un minuto una opinione della Presidente Amedea Mantovani su questo tema di Vicenza città d'opera, perché lei come scrittrice, come autrice sicuramente ha una sensibilità, diciamo, magari più attenta verso i temi della città, della vicentinità, chiamiamola così. Volevo sentire anche una sua opinione su questo. I corsi d'acqua sono stati sempre di importanza vitale per il sorgere stesso delle città, che in epoca antica e poi anche medievale, ma prima ancora in epoca romana e precedente, sono sempre sorti lungo i corsi d'acqua, perché erano fonti di vita, vie di comunicazione, tante volte erano le uniche vie di comunicazione, e quindi avevano un'importanza vitale per le città. E l'andamento così irregolare delle città medievali, e il centro di Vicenza ne testimonia l'importanza, è proprio dovuto al fatto che seguivano i corsi d'acqua. Se i corsi d'acqua erano tortuosi, meandri, le case, ovviamente le abitazioni, prima piccole, povere, poi sempre più importanti, seguivano proprio la sinuosità del fiume. Non si sognava mai di deviare il fiume, ma seguivano questo, perché era naturalmente qualcosa che dava la vita alla città. E ancora oggi, in questa città, che è una città qualche volta di silenzio, dove si gode ascoltare il silenzio, lungo i corsi d'acqua questo è più prezioso che mai, anche se alcuni ormai sono scomparsi come la Seriolis, però quello che rimane del Bacchiglione, del Retrone, che spesso e volentieri sono purtroppo in secca, e le rive dei quali sono spesso infestate da erbe che non vengono regolate, tagliate, eccetera, ed è un vero peccato. Erano una volta la vita, veramente, perché
testimonianza di questo. Piazza dell'Isola era veramente un'isola, i Burci erano delle piccole imbarcazioni come Burchiello, erano imbarcazioni che servivano per il trasporto di merci, quindi davano vita al commercio delle città ed erano importantissime. Se poi pensate che anche in epoca fino all'800, pensate al passato cortese, eccetera, le strade erano infestate dei briganti, le uniche vie sicure erano quelle dell'acqua. Fin dall'epoca dei Romani, c'è la famosa satira di Orazio che parla di iter, un viaggio che fanno da Roma verso Bari, eccetera, e Brindisi per andare poi in Oriente, ecco, sempre lungo i corsi d'acqua. Corsi d'acqua che in parte non esistono nemmeno più perché sono stati interrati, eccetera, ma erano vie di convenzione importanti. E anche in Vicenza in particolare. C'è un bellissimo racconto sui corsi d'acqua di Vicenza ed è un racconto che risale a oltre 50 anni fa e racconta quando ancora questi corsi d'acqua erano percorsi dei barcaioli che trasportavano le merci ed erano la vita commerciale ma anche la vita artistica della città, perché qui si specchiavano quei grandi monumenti. Voi pensate vicino al ponte San Michele dove c'è quel bellissimo palazzo che era a imitazione ovviamente dei palazzi veneziani. La differenza sono tutte all'inizio del 400, dopo la dedizione alla Repubblica di Venezia nel 1404, e quando i nobili veneziani si ispirano ai palazzi, i nobili vicentini si ispirano ai palazzi veneziani per costruire le loro dimore, e queste dimore sono per la maggior parte vicino all'acqua, sono attraverso l'acqua, proprio perché era una fonte veramente di vita, di un'importanza grandissima e anche ispirazione di poeti, che voi pensate quelle vegetazioni di salici eccetera che esistevano una volta lungo le rive e che oggi purtroppo sono state distrutte, e erano veramente anche delle immagini estremamente poetiche, veramente intense. Grazie. Ascoltando le parole così belle di Adriano Tomalla mi viene in mente una considerazione che facevamo con Renato tempo fa e che sembra banale ma non lo è, poter avere il privilegio di poter osservare una città dall'acqua anziché dalle strade piene di macchine, di camion, di biciclette, eccetera, ad esempio navigando su una barca, è davvero un privilegio, è una cosa totalmente che ti presenta la città in un modo totalmente diverso, tanto più che quel tuo progetto dei pontili si ispirava proprio a questo, vero? Sì, l'anno scorso abbiamo presentato questo progetto di pontili che era una conseguenza del fatto che per andare nell'acqua prima di avere una barca che vuole un pontile, ma insegnare il comandante della Lega Navale Vicentina dove cercare di imparare come si fa a navigare in mare, ma io sono un navigante d'acqua dolce e quello so fare fin da bambino, è un bellissimo canotto, un canotto non c'entra niente con i canotti che odierni, che hanno da canottaggio, che è un problema della lingua che tutte le parole buone sono diventate cattive, qua in Veneto non ho capito, ma insomma non importa. Allora era un canotto lungo 4-5 metri con il quale risalivo il canale che era più largo, più lungo che stretto, insomma, e lì facevo i miei primi esperimenti di barcaroli da bambino a 5-6 anni. Ma l'anno scorso abbiamo fatto non solo questo varo teorico di questo pontile, che poi l'ho fatto a settembre, una roba sperimentale, ma abbiamo presentato anche in piazzetta, la neonata piazzetta Parise, abbiamo narrato un racconto proprio di Goffredo quando lui da bambino con i suoi compagni, i suoi ragazzi facevano delle serate lungo il fiume dall'Eretenia fino a Ponte Furo o anche fino un po' più avanti, e lì c'è un racconto bellissimo, credo che sia del ragazzo morto del convente, e lì c'era tutto infiocchettato, imbandierato e illuminato con
con le candele, con le luminarie di quel tempo, e i ragazzi si racconta, si porta alla memoria appunto questo luogo che adesso è abbandonato, è marginale e non viene più utilizzato, ed è appunto il fiume Letrone che scorre a sud di Vicenza. Ma non solo, l'anno scorso abbiamo anche fatto una discesa, tra le altre, una discesa dai ferrovieri, che là c'è una specie di pontile abbastanza agibile, e insieme con Piro, che è un bravo specialista di canoe, e ha portato delle barchette piccoline autogonfiabili, tutti monoposto, e in Aventina siamo scesi e siamo andati siamo sbarcati all'Astra. Ma all'Astra per esempio mancava un pontiletto, e lì c'erano del tutto per tagliare, che ci si faceva anche del male, c'era melma, insomma sarebbero cose anche fattibili e semplici se la città volesse prendere in considerazione questo luogo, che per me è vitale, è straordinario, ma non solo, si inserisce in un progetto che io porto avanti da 20 anni, insieme con un'organizzazione molto più grande della mia, che è il corridoio sud della Locarno Venezia. E io sono andato un giorno a vedere il Locarno, perché io dico cosa c'entra Locarno con Venezia? Il Locarno è sopra il Lago Maggiore ed è collegato al Ticino, il Ticino sarebbe collegato con Milano verrebbe giù dal Po, e questa antica via fluviale c'è un progetto europeo per rifinanziarla e per ripristinarla. Anche questa è una cosa che non è romanticismo, è un'idea che se trova gli aderenti, la società ha sede a Mantova, io sono andato a varie riunioni, ma anche come Dante in lingua veneta non fa proselitismo, anche la fluvialità vedo che viene un po' negletta. Ecco, tra l'altro un'altra osservazione curiosa, ma non tanto, è che l'anno scorso il Comune di Vicenza, come saprete, sicuramente ha aperto o ha aiutato ad aprire un nuovo centro civico, chiamandolo proprio Porto Burci, che è nella zona del Teatro Asta, dove diverse associazioni di giovani si incontrano per proporre vari tipi di eventi culturali, mercatini, ma anche incontri, diciamo, di vario genere. Ecco, tornando a Vito Sfotolazzi, una curiosità che penso abbiano anche molti dei nostri ospiti stasera: in che modo l'arte e la creatività può aiutare, diciamo, a rivalutare la città come città d'acqua, se c'è un modo? Ma non lo so, vorrei dire, basta la volontà, perché poi se si comincia a chiedere non è detto che chi chiede ottenga risultati. Quindi confido più nell'individualismo che nella collettività, e quindi ritengo che se uno ha delle idee o ha delle capacità secondo le sue doti, manuali o mentali che siano, non si preoccupi e agisca, perché altrimenti si aspetta e che risultati abbiamo. Anch'io ho provato a proporre questo calendario in comune, non ho avuto nessuna risposta. Ho provato anche a chiedere a un giornale, a un altro, eccetera, vi interessa? E quando c'è un no e un no e un no, che succede? Si fa da solo. Devo dire, me ne sono rimasti 5 copie di libri. Quindi io direi che se a qualcuno sta a cuore l'acqua, o se a qualcuno sta a cuore la terra, o se a qualcuno sta a cuore la fantasia, non tema delle sue diversità e le attui, senza aspettarsi troppi sì.
penso, immagino, spero, vorrei fare questo progetto sui pontili, no? Cioè, perché anche tu hai avuto in un certo senso un no da parte del comune, però mi sembra che tu abbia l'idea di portarlo avanti questo progetto, e magari a te volevo anche chiedere se unendo le varie forme d'arte in modo che possano dialogare, o di culture che possano dialogare tra loro, questo progetto ha più probabilità di essere un giorno mai realizzato. Grazie della domanda, perché mi dà l'occasione di dire grazie al Cenacolo e grazie alla Vigna. Stasera abbiamo parlato dell'acqua, ma si poteva parlare anche del vino in realtà, perché io sono anche il miracolosamente apologetico apologo della transustanziazione veneta, ovvero ho inventato che, dato che c'erano 9 parti di acqua e una di terra, i veneti abbia fatto la transustanziazione trasformando 9 parti di terra e una di acqua, e sulla terra che piantare le vigne e viene fuori del buon vino, che insomma compensa il fatto che non sono tutta acqua. Cosa sul vino? No, ma siamo alla vigna, quindi vogliamo parlare di vino per un po'. Paolo. Io credo che stasera sono particolarmente contenta. Quando ero presidente è venuto Scotolati per la prima volta alla vigna, e stasera sono contenta di aver avuto Renato De Paoli, proprio perché secondo me c'è bisogno di movimentare. Le acque chete non vanno bene, quindi bisogna, è vero, il silente, come dice, ed è vero anche che l'individualità qualche volta è più importante che la collettività, perché se aspetti che ti diano dei sì, ne passa. È vero che un calendario è più facile farlo che non un pontile, però secondo me abbiamo qui stasera delle personalità che cercano di movimentare l'ambiente culturale, non l'ambiente naturale, e secondo me è una gran cosa. Io penso che il Cenacolo abbia altro che da arricchirsi di questi personaggi che fanno parte, per fortuna, di Vicenza, e che ci danno anche la possibilità di mettere in funzione le nostre cellule grigie e di pensare a qualche cosa per il futuro. Tra l'altro il concetto che prima Scotolati ha voluto così bene illustrare è provato dal fatto che, guardando indietro nella storia, le grandi innovazioni nella storia dell'uomo sono venute tutte dal singolo individuo. Prima c'è stata un'idea che poi piano piano è diventata una grande idea e poi un grande progetto. Se si aspettava magari l'intervento di chissà chi, saremmo ancora qui ad accendere il fuoco con le pietre. Bene, non so se il tempo ci permette di andare ancora avanti, penso di sì. Siamo stati brevissimi, abbiamo ancora tempo a disposizione. Fateci vedere le opere delle ragazze. Certo, ma quelle sono, le potete vedere. Volete portarle qui a vedere? Sì. Portatele pure. Volevo dirlo Io vorrei comunque sentire un po' anche il percorso che ha fatto De Paoli, visto che è il nostro poeta acquisito da poco, e che chiaramente il suo curriculum è senz'altro molto più lungo dei 1000 anni. Il suo percorso artistico, poetico e artistico. Questo ci interessa perché è la prima volta che parli al Cenacolo, quindi è giusto che conosciamo. Il momento l'avete capito. Allora nel 2000, come ho detto prima, nel 1999 ho fatto Poesis, che è questa qua, è una raccolta di parecchie poesie, quasi tutte in lingua italiana, perché io non favorisco la lingua italiana, ma utilizzo sia l'italiano che la
Lingua Veneta, anzi amo tutti e due. Poi nel 2007 ho fatto l'altra raccolta, questa come vi ho detto prima era inconsapevole della mancanza dell'acqua e del bosco, invece questa, le 7 Ave Marie, proprio è il titolo stesso che ricorda che all'interno dei lidi, come diceva Virgilio, c'erano i 7 mari. Le ave sono le antiche progenitrici, no? E quindi le 7 Ave Marie, che erano i 7 mari, poi sono diventati i luoghi mariani, anche perché dappertutto i pescatori, i naviganti costruivano le loro chiesette, quelle che noi adesso troviamo fuori contesto, sperse in mezzo alla campagna, che non capiamo più perché sono lì, erano sempre, spesso, basta citare per esempio Sant'Agostino, se fate un giro intorno vedete che lì c'è un po' di acqua marcita ormai, ma tutte le chiese, anche la chiesa che ho citato prima di Santa Maria in Polo, era sul porto delle barche ed era la mediazione tra i commerci e lo spirito, quindi, e quindi ho fatto anche quest'altra raccolta e poi ho fatto in collaborazione il tempo della Dea, dove in fondo c'è la mia postfazione dove narra proprio tutta questa raccolta di memorie che partono da Plinio il Vecchio, da Strabone, cito personaggi Marini che era un geografo, la tavola peutigeriana, il Meduaco Maio, il Meduaco Mino, poi Dante, se dovessimo stare qua, descrive tutto il Veneto, nel 15° canto descrive il Brenta, partendo dalle foci fino a giù, insomma, però non abbiamo il tempo di poter... Ma questa traduzione in Veneto, che io sono divertita moltissimo a leggerla, perché conosco quella che abbiamo qui della metà dell'Ottocento, del Cappello veneziano, bellissima, divertentissima. Allora questo sarebbe un aggiornamento e un adattamento a, diremo, il dialetto vicentino, veneziano, perché quello è proprio veneziano. Ha intenzione di comunicare. È stato a cena l'altro giorno con un bravo editore, il più bravo editore di Vicenza, e quando abbiamo scherzato le mie cartoline sono scarabocchi, ora ho poco spostolati gli editori, fanno un po' fatica, ma siccome credo che sia una bella cosa, se non la pubblica lui, la pubblicherà un altro, oppure vedremo. Intanto c'è su internet, basta andare sia su YouTube, c'è narrata da me come avete visto, ma c'è anche su bbwiki.com, che era il primo sito che sono riuscito a aprire, ci sono tutti i 20 canti scritti con l'italiano sotto il piccolo sopra e in lingua veneta. Mi chiedevi, sì, pubblicare, allora Montale insegnava che il poeta e lo scrittore deve scrivere. Ma adesso c'è anche l'ebook. Allora oggi il problema della carta è una roba terribile perché costa tantissimo, mentre su internet è facile mettere qualsiasi cosa. Su internet c'è già da tempo e tutto il successo che mi auspicavo, spero che venga, i grandi sono noti di successo, spero che venga prima. Però ecco, mi farebbe tanto piacere trovare un editore che magari sperimentalmente ne pubblica 1 o 2 canti e dopo se vanno magari metterli in appendice al giornale di Vicenza o in appendice a qualcos'altro, e io non sarei più che felice, ma come ha detto Scotolati, gli artisti non si fermano davanti a niente, se provino fanno su carta povera e lo fanno spesso, se una porta si chiude si gira attorno, non si fermano mai, si autopromuovono, si autopubblicizzano. Allora Vediamo le bellissime illustrazioni
sia su Dante sia su... Potete dire anche qualcosa voi? Questa è Carolina. Vuoi dire qualcosa? E allora, piacere, io sono Carolina e come dicevano appunto io sono, grazie, e sono illustratrice di Padova e sono per metà brasiliana, infatti sono cresciuta da entrambe le culture e di questo ne vado molto fiera. Grazie. E che altro? Poi di particolare diciamo che quest'opera per me è molto importante, è molto personale, diciamo che dovrei essere io, adesso voi vi chiederete perché, è un orientale, io non sono orientale, però fin da quando ero molto piccola sono sempre stata legata alla cultura asiatica, specialmente quella giapponese, e quindi questo quadro mi rappresenta moltissimo. E poi il secondo invece è semplicemente una mia interpretazione di Cappuccetto Rosso, che è abbastanza evidente, credo. E basta, le mie opere rappresentano questo. E niente, io canto, adoro la musica anche, e avendo appunto mia madre che suona la chitarra, sono cresciuta con la bossa nova, che è un genere musicale brasiliano. E niente, canto anche abbastanza bene, quindi sono contenta dei doni che Dio mi ha dato. Brava! Grazie. Che dovrebbe fare ogni santo Allora il 25 di marzo sarà la giornata, noi celebreremo la giornata mondiale della poesia e non leggeremo poesie nostre, ma di grandi poeti di tutto il mondo. Allora saranno letti degli haiku giapponesi, che leggerò io, poi dei poeti siriani, che leggerà Denise Mingati, poi dei poeti francesi, per Gabriella Molon, e poeti indiani, Giovanna Rigon, e spagnoli, da Patrizia Splendore. Voi siete invitati ovviamente, perché verremo anche con i costumi di cui popoli. Fantastico, grazie. Bene? I vostri lavori. Queste sono le illustrazioni dedicate a Dante Alighieri invece. Salve. Allora io sto collaborando con il signor De Paoli per la realizzazione del canto 20 della Divina Commedia. E questi qua sono gli studi del personaggio di Dante che ho portato oggi. Ho portato anche altre opere mie che non hanno niente a che fare con la collaborazione con Renato. E adesso Carolina, a proposito di acqua, sta mostrando il mito di Palinuro e Camaraton. Camaraton era una ninfa marina, Palinuro era il nocchiero di Enea. E una notte, mentre tutti dormivano, Palinuro vide Camaraton su uno scoglio, se ne innamorò, ma lei lo respinse. E lui pregò il sonno che lo facesse smettere di soffrire. Il sonno ascoltò la sua preghiera, Palinuro si addormentò mentre guardava il mare pensando a Camaraton e cadde giù, annegando. Venere allora decide di punire la ninfa perché, essendo la dea dell'amore, ovviamente provava empatia nei confronti di Palinuro e la trasformò in uno scoglio esattamente dove lui era caduto. E da lì viene il nome esatto, il nome di Capo Palinuro. Volevo invitare anche la signora Valienti a farci vedere la sua opera, che eccola, che è anche legata, se non sbaglio, al tema dell'acqua, giusto?